Ho sentito del litigio, litigavano qualcuno, non lo so se era litigio, magari parlavano forte, però non ho fatto caso, i spari non ho sentito, non ho chiamato polizia, niente, perché ho pensato ma qualcuno in casa litiga e basta, ma poco, 3-4 minuti. Sono circa le 13 di mercoledì 29 gennaio quando Anna Maria sente qualcuno parlare ad alta voce, sembra un litigio, poi silenzio. Dopo silenzio, ma dopo c'era una signora che si lamentava, o un bambino, io pensavo che era un bambino, non lo so, era una voce un po' più... è questo. E dopo ho visto tutti i carabinieri. Resta un mistero quanto è avvenuto nella villetta di Via Rossini a Borgo Veneto. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e lesioni personali aggravate a carico di ignoti. Il corpo senza vita di Silvano Vigato è stato ritrovato 3 ore e mezza dopo quelle urla udite dalla vicina di casa. Accanto al suo corpo, in un lago di sangue, quello della compagna che è in stato di incoscienza ma viva. La macabra scoperta è stata fatta dalla figlia della donna che è corsa dai vicini a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Este. Accanto al corpo del 65enne Silvano Vigato la sua pistola. Secondo un primo esame del medico legale, l'uomo è stato ucciso da un unico colpo esploso a distanza ravvicinata. La posizione in cui è stata ritrovata l'arma che deteneva regolarmente farebbe pensare ad un suicidio, ma il mistero è cosa sia accaduto alla 55enne che da anni aveva con l'uomo una relazione. Nessun segno di violenza evidente sul suo corpo. Intubata e trasportata d'urgenza in ospedale a Padova, in mattinata è stata trasferita a Schiavonia in terapia intensiva. La prognosi resta riservata. La dinamica di quanto è accaduto è un giallo, così come sono sconosciuti possibili fatti che abbiano portato il 65enne a togliersi la vita, anche se gli amici dicono che nell'ultimo periodo era sembrato preoccupato per la salute. Lo conoscevo, era mio amico. Ho sentito questa mattina e allora sono venuto a vedere se è proprio lui. E come l'aveva visto di recente? Era un po' preoccupato per caso? Beh, l'ho visto un po' cambiato, sì. Fondamentali per far luce gli esami tossicologici su entrambi. Nei prossimi giorni la Procura di Rovigo conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo di Silvano Vigato. I carabinieri hanno sequestrato l'arma, il bossolo, cellulari e dispositivi elettronici della coppia.